aver accolto il mio invito a questa serata. Spero che la serata sia del vostro gradimento. Voi ancora non lo sapete, ma questa sera voi qua, insieme a me, avete un ruolo particolare. Noi dobbiamo cercare di fare giustizia, vedere se riusciamo a fare giustizia nei confronti di un certo James McPherson, che poi vedremo. Allora facciamo conto che questa sia un'aula di tribunale, c'è un condannato, James McPherson. Condannato a cosa? Condannato alla dimenticanza, all'oblio, a essere legato alla letteratura minore, pur avendo avuto un ruolo importantissimo. McPherson, attraverso il suo avvocato, Richard Mella, chiede che questa condanna possa essere revocata. Voi, giuria, siete qua perché alla fine anche voi giudicherete l'opera e vedrete l'opera. Giudicherete la persona, McPherson, e la sua opera, i poemi di Ossian, e deciderete se sancire la condanna oppure assolvere. Intanto dobbiamo passare ai fatti e alla persona. James McPherson nasce nella contea di Inverness, nel nord della Scozia, nel 1736, in un'umile famiglia. Avviato agli studi ecclesiastici, non li porta a compimento e si dedica all'insegnamento. Nel 1760, improvvisamente, la fortuna, la notorietà, la fama arriva a questo giovane maestro di 23-24 anni quando pubblica Fragments of Ancient Poetry, frammenti di poesia antica, che dice di aver trovato nel nord della Scozia e di aver tradotto in inglese. Suscitò un grande interesse, una grande notorietà, incoraggiato l'anno successivo, nel 61, dice di aver trovato dei manoscritti a opera di un certo Ossian, un bardo del III secolo, e di averli tradotti in inglese, in prosa lirica. L'anno successivo raccoglie ancora poemi, include i precedenti nei successivi, fino ad arrivare alla traduzione, secondo lui successiva, del 1773, che è la traduzione a cui mi sono attenuta, la traduzione in inglese, che io poi ho tradotto in italiano, e quella del 1773. Ora, appena uscì quest'opera, McPherson si trovò al centro di una vera e propria bufera letteraria. Infatti si sosteneva che McPherson avesse inventato tutto di sana pianta, prendendo ispirazione da leggende, ballate, storie tramandate oralmente che circolavano nel nord della Scozia e che ormai su personaggi, eroi, il re, il vecchio Fingal, eroe per antonomasia, suo figlio Ossian, gli altri suoi figli, i figli dei figli, e personaggi che ormai appartenevano alla leggenda e al mito. Ma fu anche istituita una commissione che dovesse verificare l'autenticità dei manoscritti, commissione che alla fine decretò che i manoscritti non esistevano, tanto più che McPherson non produsse mai gli originali di questi manoscritti, quindi evidentemente non li aveva trovati, o perlomeno aveva preso spunto da qualcosa che aveva trovato nel nord della Scozia, nelle Highlands, nelle sue peregrinazioni, e aveva creato i suoi Poems of Ossian. Eppure fece un successo enorme, ebbe un successo, il libro circolò per tutta Europa, venendo tradotto nelle varie lingue. Goethe ne traduce delle parti, per esempio, che poi inserisce nei Dolori del giovane Werther. Werther legge a Carlotta dei brani dai Poems of Ossian, e tra questi tra l'altro c'è proprio il brano sulla luna che poi sentirete dal nostro attore. In francese Pierre de Tourneur, che lo traduce, il traduttore di Shakespeare, che lo traduce in francese, ed era proprio questa traduzione in francese che Napoleone si portava sempre dietro nei campi di battaglia perché vi ispiravano ad alte gesta. E oddio, non c'è più. Il dipinto che vedevate qua alle mie spalle, va bene, che avete visto finora alle mie spalle, il cui titolo è Il sogno di Ossian, fu commissionato da Napoleone a un pittore del tempo, Jean-Auguste Dominique Ingres,
e fatto posizionare sul soffitto della sua camera da letto, perché così l'aveva sempre presente. Quindi il successo fu enorme. In Italia fu l'abate Melchiorre Cesarotti che lo tradusse, trasportandolo da prosa lirica a endecasibili sciolti. Un Cesarotti che peraltro non conosceva neanche molto bene l'inglese quando cominciò la sua opera, tanto che si dovette fare aiutare da un suo amico, certo Charles Sackville, che lo aiutò nella stesura. Dovete manipolare un po' l'opera perché da prosa lirica la vuole portare in endecasillabi. Ma qual è il motivo di tutto questo successo, questo scalpore, questo girare per tutta Europa dei poemi di Ossian, questo parlarne? Il successo di quest'opera è legato al fatto che i Poems of Ossian, i poemi di Ossian, contengono tutti quegli elementi di quella nuova sensibilità che si stava strisciante, che si faceva strada nella seconda metà del Settecento, per affermarsi poi con vigore nel movimento preromantico e poi romantico. Quindi siamo all'Ottocento, fino all'830-840. Quali sono questi elementi? Innanzitutto la nostalgia. Direi che la nostalgia è il protagonista principale dell'opera. Il vecchio Ossian pensa al passato, pensa a se stesso quando partecipava alle guerre di suo padre, pensa ai suoi amici ormai trapassati, agli eroi e narra con nostalgia, con quella che lui chiama Joy of Grief. Sembra una cosa strana, Joy of Grief è gioia del dolore letteralmente, o dolore gioioso, o gioia dolorosa, un ossimoro che ha un suo significato. Il significato è questo, ed è chiaro a tutti noi. Quando si parla del passato, quando si ricorda il passato, tu hai un movimento di gioia, un moto di gioia, perché ti rivedi in quel momento e sei giovane, bello, pieno di aspettative, speranze, progetti per il futuro e quindi sei felice e partecipi della felicità di allora. Poi torni al presente, non sei più giovane, non sei più bello, probabilmente la vita ha disatteso le tue aspettative, non fai più tanti progetti per il futuro perché il futuro ormai non è più tanto davanti a te e provi tristezza. Ecco, ma è una tristezza raddolcita dal ricordo di una gioia. Quindi è joy of grief. È quello che prova Ossian in ogni momento. Io direi che in ogni riga, quando parla di guerra, quando parla di amori, quando parla della natura, c'è sempre questa presenza, questa nostalgia, che possiamo paragonare, direi, a un velo, ecco, un velo che tutto avvolge e trasfigura. Un velo da sposa, immaginate la sposa che dietro al velo appare più misteriosa, più irreale, più bella, più fantastica, più desiderata. Così il velo della nostalgia di Ossian, che avvolge quel passato, quel velo attraverso il quale vede il suo passato, rende quel passato più bello, più irreale, idealizzato, più vagheggiato. Quindi nostalgia in ogni passo. Un altro elemento molto importante è la descrizione della natura. La natura è presente in ogni brano, direi che non c'è descrizione di guerra in cui non ci sia anche descrizione della natura, non c'è descrizione di un amore in cui non ci sia descrizione della natura. La natura è onnipresente, ma che natura è quella di Ossian? È una natura selvaggia, fatta di torrenti che scrosciano, da lupi muscose, tanto per dirla con le sue parole, è fatta di mari burrascosi, di notti tempestuose, di cieli nuvolosi, di nebbie, di brughiere, ma è una natura incontaminata, pura, è una natura esaltata per la sua bellezza, in un momento in cui la Gran Bretagna veniva un po' trasformata, cominciava, grazie alla rivoluzione industriale, ad essere trasformata e i grandi i prati, le valli, spesso
vedevano sorgere gli opifici, le fabbriche, le abitazioni per quelli che lavoravano nelle fabbriche. In un momento quindi di grande trasformazione si assiste all'esaltazione di una natura incontaminata. Come incontaminato è il popolo di Ossian. La popolazione di Ossian, i Celti praticamente, i Celti sono esaltati proprio perché sono puri, primitivi, ancora non toccati dal vivere quotidiano, dalle regole del vivere quotidiano o a volte dalle ipocrisie del vivere civile. Rispondono soltanto alle leggi della natura. Quindi tutti questi elementi, nostalgia per primo abbiamo detto, esaltazione della natura, esaltazione di un popolo selvaggio e primitivo che fa da contrasto a un popolo civilizzato che si è avviato ormai verso la strada del progresso economico e scientifico, industriale della Gran Bretagna. Questi sono gli elementi che fanno parte di Ossian, dei poemi di Ossian, e sono anche gli elementi del grande romanticismo inglese, italiano. Lo troviamo nel vagheggiamento del passato di John Keats, nel suo vagheggiare la perfezione, la serena e quieta perfezione del mondo ellenico, come nella Autumn in Grecian Urn. Lo troviamo in William Blake, nell'esaltazione della forza immaginativa piuttosto che quella razionale dell'uomo, come troviamo nelle sue poesie, Songs of Innocence, Songs of Experience. La troviamo nell'ammirazione di Percy Bysshe Shelley per una natura che è distruttrice ma allo stesso tempo preservatrice, come troviamo nella Ode to the West Wind. Quindi l'opera condivide, anzi anticipa, e poi lo troviamo nei nostri grandi romantici, lo troviamo nei Sepolcri di Ugo Foscolo, lo troviamo nei Canti alla Luna di Leopardi. Poi successivamente farò un intervento su questo. Quindi dopo tutto questo successo appunto in vita e dopo la sua vita, perché l'oblio? Perché non dare a Macpherson il giusto? Non riconoscergli che ha anticipato un movimento e che ha condiviso gli elementi di una certa sensibilità. Quindi noi dobbiamo vedere se merita o non merita la condanna all'oblio. È vero una cosa, che non dico che tutti i passaggi dei Poems of Ossian siano esaltanti, ci sono dei brani più noiosi, ma chi può dire che Il Paradiso Perduto di John Milton sia tutto esaltante? No, ci sono tanti passi noiosi, diciamoci la verità. Solo basta poi il monologo di Lucifero, che si vede scalamentato nelle tenebre dell'inferno dopo aver abbandonato la luce celestiale del paradiso, quel monologo dove si alternano tutti quei sentimenti contrastanti di nostalgia, hail happy fields, addio campi felici, o di orgoglio, the mind is its own place, la mente è quello che conta, in itself can make a hell of hell, a hell of heaven, la mente è quello che conta e può fare di un paradiso un inferno, di un inferno il paradiso. E poi è arrivato poi alla rassegnazione finale, better to reign in hell than serve in heaven, è meglio regnare in inferno che servire in paradiso, per poi passare di nuovo alla rivolta, eccetera. Vuol dire, basta soltanto questo monologo per renderti conto che ti trovi davanti a un'opera grande. In Ossian sono le invocazioni alla luna, al sole, sono le descrizioni della natura, sono il rivivere nostalgico del passato, sono queste le vere perle. E anzi io direi che per leggere Ossian vuol dire, mettendosi a leggere Ossian, uno non deve avere in mente di leggere un poema epico, vero e proprio, in quel caso ci deluderebbe. Noi dobbiamo andare a leggere il poema di Ossian come fosse, diciamo che tutte le narrazioni epiche forniscono una sorta di framework, di cornice in cui vanno incasellate tutte quelle gemme di rara bellezza di cui vi avevo parlato.
e sono quelle che poi rimangono nella mente del lettore una volta che ha chiuso il libro. Non sono le guerre, non sono le battaglie, non sono l'esaltazione della forza di Fingal, sono queste gemme che restano impresse nella mente del lettore. Ora qua devo andare a leggere una cosa perché sennò me la dimentico e devo dirvi che i brani che seguiremo, intanto la serata è organizzata in questo modo, ci sono dopo di me, ci saranno delle letture di brani, perché Ossian ha bisogno di un'atmosfera particolare, ho cercato di ricrearla così. Ci sarà l'attore Mancuso Gianluca che leggerà interpretandoli alcuni brani dal testo. Ci saranno le coreografie di ballo della maestra di danza Elisabetta Galli, di Centro Formazione Danza TV, Centro Formazione Danza, e ci saranno le proiezioni in multivisione, uno che è nascosto qui dietro, per mio marito, Limbo Cassano. Ecco. I primi 3 brani che sentirete, perché poi non interromperò se non dopo questi 3, nel primo brano Ossian dice quello che intende fare, ossia io vedo Ossian arrivato alla fine dei suoi anni, dice sento passare gli anni che passano, mentre passano mi afferro i canti e le narrazioni e li riverso nei canti. Questo è il primo brano, perciò annuncia quello che farà. Il secondo brano è una descrizione, è dedicato proprio alla luna. E quando dicevo che troveremo delle affinità tra questo brano tratto dal poema d'Artola e il canto notturno del pastore errante, scritto 70 anni dopo da Giacomo Leopardi. Perché cosa fa Ossian? Ossian, attribuendo delle caratteristiche umane alla natura, le chiede dove abita, ma che cosa fai, dove vai quando non ti vedo più, e le stelle cosa faccio, come fosse una persona la luna. E così farà il pastore errante: che fai tu luna in cielo, dimmi, che fai silenziosa luna, per poi arrivare alla conclusione che la luna continua incurante il suo peregrinare, l'eterno peregrinare, e lui continua fino invece alla sua fine il suo breve e purtroppo doloroso peregrinare. Il terzo brano, se non mi sbaglio, sì, il terzo brano è un esempio di narrazione della natura. La natura che viene narrata o direttamente o fornendo elementi di termini di paragone per esaltare la grandezza di un eroe. In questo caso la natura offre termini di paragone per esaltare la grandezza di Connal, un eroe di Fingal abbattuto. Ora lascio la parola a Gianluca Mancuso e a voi auguro un buon ascolto, una buona visione e, come dicono gli inglesi, enjoy. Come il mutevole sole passa velocemente sull'erbosa collina, così di notte passano i racconti dei tempi antichi sull'animo mio. Quando i maghi si ritirano, quando le arpe vengono appese nella sala di Selma, allora giunge a Ossian una voce a risvegliare l'animo suo. È la voce degli anni passati che scorrono di fronte a me con tutte le loro gesta. Mentre passano, afferro i racconti e li riverso nei canti. Il canto del re non è un torrente impetuoso. Esso è come la musica di Luta. Luta dalle molte corde, risuonano le tue rupi solcate da rivi
quando le bianche mani di Malvina si muovono sull'acqua, luce dei tenebrosi pensieri che attraversano l'animo mio, figlia di Toscar degli Elmi, non sentirai tu il canto? Noi richiamiamo gli anni che sono rotolati via. Fanciulla di Luca, figlia del cielo, come sei bella! È dolce il silenzio del tuo volto. Tu sorgi in tutta la tua bellezza e le stelle a oriente seguono il tuo percorso azzurrino. Le nubi gioiscono in tua presenza, luna, e i loro contorni cupi si accendono di luce. Chi è come te nel cielo, luce della notte silenziosa? Si intimidiscono le stelle in tua presenza e volgono altrove i loro occhi scintillanti. Dove te ne vai quando le tenebre oscurano il tuo volto? Hai anche tu, come Ossian, le tue sale? Abiti nella penombra del dolore? Sono le tue sorelle cadute dal cielo e non gioiscono più di notte? Sì, è proprio così. E tu ti ritiri spesso a piangere. Ma anche tu, una notte, verrai meno e lascerai il tuo azzurro sentiero. Allora le stelle solleveranno il capo. Esse, che di fronte a te erano timide, ora gioiranno. Tu sei vestita di luce e guardi dai cancelli del cielo. Vento, squarcia la nube così che possa uscirne la figlia della notte, che possano risplendere le sterpose montagne e possa l'oceano far rotolare alla luce i bianchi flutti. L'autunno è cupo sulle montagne, una grigia nebbia appoggia le colline, si ode il turbinio dei venti nella brughiera, il fiume scorre scuro per la stretta pianura. Sulla collina si erge un albero solitario e indica il luogo in cui Cormac dorme. Le foglie sollevate dal vento volano in un vortice e si spargono sulla tomba del defunto. A volte qui si vedono gli spiriti dei defunti quando, meditando, il cacciatore solitario va lentamente per la brughiera. Chi può arrivare alla sorgente della tua stirpe, Conrad, e raccontare dei tuoi antenati? La tua famiglia crebbe come una quercia di montagna che affronta i venti con la sua alta chioma. Ma ora essa giace sul terreno, diventa. Chi prenderà il posto di Conrad? Qui era il fragore delle armi,
qui i gemiti dei monenti. Sono cruente le guerre di Findar, Congal, e fu qui che tu cadesti. Il tuo braccio era come la tempesta, la tua spada un raggio celeste, la tua mole una roccia nella pianura, i tuoi occhi una fornace infuocata. Più forte della tempesta risuonava la tua voce in battaglia. I guerrieri cadevano colpiti dalla tua spada, come il carro selvaggio cade colpito dal bastone del fanciullo. Bene, spero che già siamo entrati un po' nell'atmosfera di Ossian. Il brano che sentirete riguarda la guerra. Dunque la guerra è presente in tutti i poemi di Ossian, come vi dicevo, fa da sfondo, diciamo, ma è una guerra anche cruenta, però è una guerra che ha una sua etica. Per esempio, i guerrieri non attaccano mai il nemico di notte. Vogliono sempre vedere il nemico negli occhi, pensano che le tenebre toglierebbe eroismo alle loro azioni, perciò sempre nella notte. E gli eroi vanno sempre rispettati di qualunque parte siano, a qualunque esercito appartengono. Come vengono rispettati? Vengono rispettati attraverso il canto dei bardi. Tanto i bardi erano, vediamo chi sono, perché sto parlando dei bardi, ma forse non tutti hanno presente il valore del bardo. Il bardo è tra il guerriero e il druido. Come il guerriero partecipa alle azioni di guerra e come il druido, che sono i sacerdoti dei Celti, è responsabile della storia, perché i druidi e i bardi tramandavano oralmente, solo oralmente, era fatto divieto dai druidi di mettere alcunché per iscritto, la storia, gli eventi. Quindi l'eroe veniva esaltato dal bardo e quindi c'era la certezza che quell'eroe sarebbe stato affidato all'eternità. L'eroe veniva sempre onorato alla sua morte con il canto del bardo. Senza il canto del bardo, l'eroe non poteva accedere nell'aldilà. C'è sempre questa immagine dell'elegia del bardo, attraverso la quale, grazie alla quale, l'eroe, il guerriero colpito, vola sul vento per ricongiungersi con i suoi antenati nell'aldilà, dove continua un'esistenza parallela a quella terrestre. Quindi è una guerra, sì, ma una guerra con una sua morale, una sua etica. Spesso dopo la guerra, o anche durante la guerra, nelle pause, si offrono banchetti. Per esempio, in questo, non mi ricordo se in questo o nel successivo, comunque c'è proprio la scena di un banchetto, e sentirete spesso l'espressione passare la conca, o re delle conche, signore delle conche. La conca era una conchiglia atta a contenere le libagioni, le bevande per i guerrieri, e ci sono mille occasioni per i banchetti, ci sono le guerre, ci sono le vittorie, ma c'è anche l'arrivo di un amico o la partenza di un amico. Quindi i Celti erano dediti alla guerra, ma erano dediti anche ai divertimenti, alla musica, ai banchetti.
ecco, il brani di cui parlerà, che sentirete poi letto, è il brano Fingal parla ai suoi guerrieri. Fingal è arrivato ormai alla fine della sua esistenza e all'ultima sua battaglia e sprona i guerrieri. E poi sentirete un brano, no, in questo non è successivo, la descrizione di un carro da guerra, il carro da guerra di Cutulli. E vi invito a prestare particolare attenzione, molto ricco di immagini il carro da guerra di Cutulli, è descritto nei particolari. Il secondo passaggio narra della spedizione di Ossian in aiuto del vecchio Crotar. Il vecchio Crotar era un re ormai arrivato alla fine della sua esistenza, vecchio, cieco, che viene attaccato da Brugal, che vuole usurparne il potere. Cosa può fare il vecchio? Non può fare nulla, e allora gli va in aiuto il giovane figlio Favolgorno, che però viene abbattuto. Primo dei figli di Morni, tu, roccia che sfidi la tempesta, guiderai la mia battaglia a difesa della progenie di Cormac abbattuto. Non è il bastone di un bimbo la tua lancia, e la tua spada un innocuo raggio di luce. Figlio di Morni dei corsieri, guarda il nemico e annientalo. Fidati, osserva il condottiero. Egli è forte come l'acqua dell'Ubar che mai infuria e mughia. Lassù e dal nuvoloso Mora Fingal osserverà la battaglia. Ossian, tu resta vicino a tuo padre presso le acque scroscianti del torrente. Levate il canto, arde, e Selva si muova col suono. È il mio ultimo campo. Inondatelo di luce! Come il levarsi improvviso dei venti o il lontano mucchiare di mari agitati quando un fantasma adirato solleva i frutti e li scaglia contro un'isola avvolta nelle nebbie, così terribile è il frastuono degli uomini che si agitano sul campo preceduti dall'alto Gaul che percuote il suo scudo. Brillano le acque dei torrenti al suo passare. Ci sono accanto i bardi con i loro canti. Le voci melodiose volano sulle frange del vento. Come mille onde che si avventano sulla rupe, così avanza la schiera di Suara. Come una rupe affronta mille onde, così Erin affrontava Suara delle lance. La morte, tutto attorno, leva le sue voci e si mischia al suono degli scudi percossi. Ogni eroe è una colonna di tenebre, la sua spada un raggio infuocato nella sua mano. Il campo risuona come 100 martelli che a turno si levano sul rosso figlio della fornace. Ogni guerriero incrocia i suoi colpi con un altro guerriero. Uomo contro uomo, risuona l'acciaio che percuote l'acciaio, si spezzano gli elmi, il sangue sgorga fumante, le corde risuonano sui lucidi tassi, i dardi saltano nel cielo, le lance cadono come cerchi di luce che indorano il volto della notte. Come il fragore dell'oceano in tempesta, quando alte si accavallano le onde, come l'ultimo crepitio dei tuoni nel cielo, tale è il frastuono della guerra. Avanza il carro da guerra come fiamma di morte, il rapido carro di Cutullin, nobile figlio di Semo. Si innalca come un'onda che si abbatte sullo scoglio, come la nebbia nella brughiera striata di sole.
I suoi fianchi sono incastonati di pietre che scintillano come il mare attorno alla barca di notte. Il suo timone è di lucido tasso, il seggio di osso selvatico, i fianchi traboccano di lance. Il fondo è il piedistallo degli eroi. Di lato, al lato destro del carro, si vede lo sbuffante cavallo, il forte destriero dalla collina, dalla folta criniera e dall'ampio petto, generoso e vivace. Forte è il rumore dello zoccolo. L'ampia criniera è come una striscia di fumo su un crinale. Risplendono i suoi fianchi. Il suo nome è sull'insiffada. Davanti, al lato sinistro del carro, invece, sbuffa l'altro cavallo, il veloce figlio della collina, dalla criniera sottile, l'alta testa e il forte zoccolo. Il suo nome è Dusronalla. 1000 cinghie di cuoio legano il carro, lucidi morsi brillano in una corona di schiuma, sottili redini incastonate di risplendenti gemme si piegano sui colli maestosi dei destrieri. Destrieri simili a spirali di nebbia che volano per le valli solcate da rivi. La loro andatura ha l'impetuosità del cervo, la forza dell'aquila che scende vorace sulla preda. Il rumore del loro scalpiccio è simile alla bufera d'inverno che infuria sui gorman dalla testa innevata. Sul carro si vede il condottiero, il forte figlio della spada. Il suo nome è Cutullin, re delle conche. La sua guancia arrossata è come il lucido tasso. Ampio è il suo sguardo e i suoi occhi cerulei sotto l'oscuro arco delle sopracciglia. I suoi capelli volano come fiamme quando si curva per brandire la lancia. Scappa, re dell'oceano, scappa! E giunge come la tempesta per l'umida valle, scappa! Non vedi come cupa la gioia di Crotar? L'anima mia non era triste ai banchetti quando la mia gente era con me. Godevo della presenza degli stranieri quando mio figlio risplendeva nella sala. Ma Ossian, egli è un raggio che si è spento senza lasciare dietro di sé alcuna scia luminosa. Egli è caduto, combattendo per suo padre. Rotmar, signore dell'erbosa Tromlo, venne a sapere che la mia vista era venuta meno e che le mie armi erano appese nella sala. L'animo suo si gonfiò di orgoglio, avanzò su Croma. Il popolo cadde, a di lato presi le armi. Ma che poteva fare? Il cieco Crotar, i miei passi erano incerti, grande il mio dolore. Rimpiansi i giorni del passato, i giorni in cui combattevo e viggevo nel campo, ricoperto di sangue. Mio figlio, il biondo Favor Gorno, tornò dalla caccia. Non aveva mai alzato la spada in battaglia, poiché giovane era il suo braccio, ma grande era l'animo del ragazzo. Ardeva la fiamma del valore nei suoi occhi. Egli vide i passi incerti di suo padre e sospirando disse: Re di Croma, è perché non hai un figlio? È per la debolezza del braccio di Favor Gorno che si levano i tuoi sospiri?
io comincio a sentire in me la forza, padre mio. Seppur giovane, ho brandito la spada e piegato l'arco. Lascia che io affronti Rotmar insieme ai figli di Croma. Lascia che l'affronti, padre. E tu l'affronterai, dissi, figlio del cieco Crota. Ma lascia che altri ti precedano, che io possa udire i tuoi passi al tuo ritorno, giacché non ti possono vedere i miei occhi, favor gorno dalle bionde chiome. Egli andò ad affrontare il nemico. E cadde. Levai il mio canto per favor gorno quando lo deposero nella terra. Il vecchio Crota era presente, ma non si udivano i suoi sospiri. Egli cercò a tastoni la ferita di suo figlio e la trovò nel petto. La gioia illuminò il volto del vecchio. Egli venne e così parlò ad Ossian. Re delle lance, mio figlio non è caduto senza onore. Non fuggì il giovane guerriero, ma andò incontro alla morte, avanzando con tutta la sua forza. Felici coloro che muoiono in gioventù al suono della loro fama. I deboli non li vedranno nella sala, né derideranno le loro mani tremanti. La loro memoria verrà onorata nelle canzoni, piangeranno le giovani vergini, i vecchi invece appassiscono gradatamente. La fama della loro gioventù viene dimenticata quando sono ancora in vita. Essi cadono in segreto. Non si udirà il sospiro del figlio, non è dolore attorno alla loro tomba. La pietra della loro fama viene apposta senza una lacrima. Felici coloro che muoiono giovani, ammantati dalla loro fama. Come vi dicevo, esiste un mondo parallelo a quello terrestre, è il mondo dei defunti, il mondo dell'aldilà. I defunti, trasformati in ombre, trasportate dal loro vento, continuano un'esistenza parallela, ossia cosa fanno? Cacciano, vanno a caccia di cinghiali e di cervi come facevano in vita, parlano nelle loro grotte dei mortali, degli eventi dei mortali e se possono intervengono, come un po' nei grandi poemi epici. Intervengono a far cosa? A suggerire azioni ai loro parenti.
o agli eroi, ai guerrieri, per i quali hanno una certa amicizia, perché dicevo, continuano ad avere dei sentimenti umani. Nel primo brano, lo spirito di Krugal, un guerriero ucciso quel giorno, appare a Conall e gli predice le sorti nefaste della battaglia, consigliando di abbandonare il campo. Poi seguiranno altri brani di particolare intensità sulla caducità delle cose, per cui non sfugge neanche il sole, la luna, come avrete sentito, anche tu durerai solo una stagione. Dopo questo, dopo il brano sulla caducità delle cose, ci sarà poi l'addio di Ossian, che sente arrivare la fine dei suoi giorni e dice: ormai è arrivata la fine dei miei giorni, ma la mia fama resterà per sempre, grazie ad altri parti che tramanderanno alle future generazioni le sue gesta. Conall dormiva al gorgoglio del ruscello sotto l'annosa pianta. Una pietra coperta di muschio sosteneva la sua testa. Ascoltava le stridule voci della notte nella brughiera. Giaceva lontano dai guerrieri. Il figlio della spada non temeva alcun nemico. Nel suo riposo l'eroe vide un rosso torrente precipitare dalla collina. Krugal, un condottiero caduto quella notte, sedeva sul raggio della luna calante. È vestito di nuvole. I suoi occhi sono come due fiamme languenti. Grande è la ferita sul suo petto. Krugal, disse il possente Conall, famoso sulla collina dei cervi, perché così pallido e triste, tu che sei lo sterminio degli scudi? Tu non sei mai stato pallido di paura. Che cosa ti tormenta dopo la morte? Quello stette cupo e pallido e allungò la mano esangue sull'eroe. Debolmente levò la fioca voce come la brezza che spira tra i canneti dell'ego. Il mio spirito, Conall, è sulle mie colline, il mio corpo sulle spiagge di Erin. Tu non parlerai più a Krugal, né incontrerai più i miei passi solitari per la brughiera. Sono lieve come il vento del Cromla, mi muovo come nebbia sottile. Conall, io vedo una nuvola di morte veleggiare cupa sulle pianure dell'Eda. I figli della verde Elin sono destinati a cadere. Andatene via dal campo degli spiriti. Come la luna oscurata si ritirò nella nebbia sospinta dal vento sibilante. Resta, disse il possente Conall. Resta, mio triste amico vermiglio. Rimani vicino al raggio del cielo. Quale grotta è la tua solitaria dimora? Quale collina ammantata di verde è il luogo del tuo riposo? Non ti udiremo nella tempesta, né nello scrosciare del torrente montano, quando i deboli figli del vento escono e, quasi invisibili, passano sulla landa. Ho visto le mura di Barluta, ma erano deserte. Il fuoco aveva arso crepitante.
ma ora tutto è silenzio. A causa del crollo delle mura, le acque del Cluta hanno deviato il loro corso. Là, nella solitudine, il cardo selvatico scuoteva il capo mentre il muschio sibilava al vento. La volpe occhieggiava dalle finestre. Le erbacce cresciute sul muro ondeggiavano attorno alla sua testa. È deserta l'abitazione di Moina. Il silenzio regna nella casa dei suoi padri. Levate il luttuoso canto, parli. Gli stranieri sono solo caduti prima di noi, perché un giorno anche noi dovremo cadere. Perché costruisci la sala, figlio dei giorni alati? Oggi tu guardi dalle tue torri, eppure nel giro di alcuni anni viene il vento della landa. Esso ulula nella tua corte vuota e fischia attorno allo scudo che hai per poco tempo indossato. Che venga il tempo della landa, noi saremo famosi quel giorno. Il segno del mio braccio sarà nella battaglia, il mio nome nel canto dei balli. Levate il campo, passate la conca, risuoni di gioia la mia sala. Quando tu, figlio del cielo, ti spegnerai, se ti spegnerai, possente luce, se come per finca il tuo splendore non durerà che una stagione, la nostra fama sopravviverà ai tuoi raggi. Sento il sole, Malvina. Lasciami al mio riposo. Forse essi verranno nei miei sogni. Mi pare di sentire una fievole voce. Il raggio del cielo gode nell'illuminare la tomba di Carlo. Sento tutt'intorno calore. Oh, tu che lassù rotoli, rotondo come lo scudo dei miei padri. Da dove vengono sole i tuoi raggi? La tua eterna luce. Tu esci nella tua terribile bellezza. Le stelle del cielo si nascondono. La luna fredda e pallida sprofonda nell'onda a occidente. Ma tu, solitario, ti muovi. Chi può accompagnarti nel tuo percorso? Cadono le querce della montagna. Le montagne stesse invecchiano con il passare degli anni. L'oceano si ritira e nuovamente cresce. La luna si perde nel cielo, ma tu sei sempre lo stesso, felice nello splendore del tuo percorso. Quando il mondo tenebroso per le tempeste
Quando il tuono rotola e il lampo vola, tu dalle nuvole guardi nella tua bellezza e deridi la tempesta. Ma invano illumini Ossian, che egli non vede più i tuoi raggi, sia che le tue bionde chiome svolazzino sulle nubi a oriente, sia che tu tremoli alle porte dell'Occidente. Ma forse tu, come me, vivi per una stagione. I tuoi anni avranno una fine e tu dormirai tra le nubi, incurante della voce del mattino. Esulta dunque, sole, finché sei nella forza della tua gioventù. Triste e brutta è la vecchiaia, è come la luce scintillante della luna quando splende tra le rotte nubi e la nebbia avvolge le colline. Sulla pianura spira il vento del nord, il viandante rabbrividisce nel suo peregrinare. C'è un mormorio nella rovriera. I venti tempestosi s'acquietano. Sento la voce di Fingal che per molto tempo è mancata al mio orecchio. Vieni, Ossian, vieni! Fingal ha ricevuto la sua fama. Noi passammo via come fiamme che brillarono per una stagione, ma la nostra dipartita fu nella fama. Perché le pianure delle nostre battaglie siano cupe e silenziose, la nostra fama rimane nelle quattro pietre grigie. La voce di Ossian è stata udita, l'arpa fu suonata a Selma. Vieni, Ossian, vieni! Vola con i tuoi padri sulle nuvole. Vengo, re degli uomini. Si spegne la vita di Ossian. Comincio a dileguarmi sul Dona. Non saranno più visti i miei passi a Selma. Mi addormenterò presso la pietra del Mora, né i venti, sibilando tra le mie chiome grigie, mi sveglieranno. Vai sulle tue ali, vento, non disturberai il riposo del bardo. La notte è lunga, ma i suoi occhi sono pesanti. Vai, vento frusciante. Ma perché sei triste, figlio di Fingal? Perché s'addensa la nube nel tuo animo? Sono passati i condottieri dei tempi che furono. Se ne sono andati senza la loro fama. Passeranno via i figli degli anni futuri. Un'altra stirpe succederà. Le genti sono come le foglie di morbe boscosa che se ne vanno via nel vento frusciante, mentre altre foglie in alto sollevano la verde testa. Forse perdurò la bellezza di Rino? Resistette il vigore di Oscar? Fingal stesso se n'è andato. Le sale dei suoi padri hanno dimenticato i suoi passi. Rimarrai tu, vecchio bardo, quando i potenti saranno venuti a mancare. La mia fama, però, rimarrà e crescerà come la quercia di morve che col suo verde capo sfida la tempesta e gioisce al vento. La serata è arrivata alla fine. La morte di Ossian chiude la serata. Io mi sento in dovere di fare dei ringraziamenti di cuore
a tutte le persone che hanno partecipato alla riuscita di questa serata. Poi voi esprimerete il vostro giudizio, il vostro verdetto, se confermare la condanna del Fresson o assolverlo. Ma prima devo dei ringraziamenti. Innanzitutto all'attore Gianluca Mancuso. Troppo buoni, grazie. Vi faremo l'uso della fama. Grazie veramente di cuore a tutti voi. Basta, lascio la parola a me. Io parlavo anche troppo. Sì, ma tra l'altro non stava neanche bene, no. Gianluca, questa sera abbiamo rischiato. Al tecnico delle immagini e del suono. Alla maestra di danza Elisabetta Galli, che invito qua, e le sue ragazze. Grazie a tutti. Spero che abbiate goduto della serata ossianica, non per paura, per verità, ma molto suggestiva. Grazie.